Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Questa sera volevo parlarvi di un argomento che riguarda soprattutto le donne. Volevo parlarvi dell'alimentazione, di quanto l'alimentazione è importante nel trattamento della fibromialgia. Questa patologia alquanto invalidante colpisce molte donne e ancora non è riconosciuta, quindi c'è un percorso particolare, lungo, faticoso e doloroso da fare per poter arrivare poi ad una diagnosi. Quindi come l'alimentazione può intervenire e aiutare queste persone che soffrono di fibromialgia? Intanto la fibromialgia consta di più di 100 sintomi che vanno dalla cefalea alla fibrofog, che è la confusione mentale, a fastidi gastrointestinali simili all'intestino irritabile, dolori muscoloscheletrici soprattutto e tantissimi altri sintomi, pessima qualità del sonno per esempio. Allora con l'alimentazione possiamo intervenire limitando e facendo in modo che si migliori un pochino la qualità della vita. Intanto, considerando che sia un'infiammazione costante di basso grado, quindi cronica, all'interno dell'organismo, quello che noi di solito consigliamo è un'alimentazione antinfiammatoria. Cosa significa antinfiammatoria? Innanzitutto eliminare tutti quegli alimenti troppo raffinati, troppo processati e industrializzati. Eliminare tutti quegli alimenti, quei junk food, quindi quei cibi spazzatura che ormai sono nel nostro abitudinario, no? Quindi è importante che ritornare un po' alle origini ed è importante che tutto sia più fresco, quindi ritornare a mangiare la frutta e la verdura di stagione, per esempio, evitando di mangiare troppe farine raffinate e mangiare troppo zucchero. Lo zucchero, per esempio, bianco è uno dei 5 veleni che ormai fanno parte del nostro stile di vita, della nostra dieta. Quindi evitare questi alimenti, mangiare più integrale, soprattutto mangiare dei cereali, quindi l'orzo, il farro, ad esempio anche pseudocereali come la quinoa, l'amaranto, giusto perché anche questi non contengono glutine e quindi alternarli ai cereali integrali e può essere una buona alternativa. Poi, come dicevo prima, sono tanti gli altri fattori da tenere presenti. Per esempio, sappiamo che un alimento infiammatorio, pro-infiammatorio, è la carne rossa, quindi andrebbe molto limitata. Limitare il sale, le bevande gassate, le bevande nervine, no? Quindi tutto ciò che provoca irritazione all'organismo. Mangiare più pesce azzurro, ricco di omega 3, che sappiamo benissimo essere degli antinfiammatori eccellenti. E nel caso in cui questo non si potesse fare, magari fare un'integrazione con delle capsule di omega 3, quindi di EPA e di DHA. Utilizzare tutte quelle spezie che sono fondamentali, come per esempio la curcuma, la cannella, lo zenzero. Queste sono tutte antinfiammatorie, quindi magari utilizzare quotidianamente queste spezie nelle nostre pietanze fa sì che limitiamo un po' i danni, no? Poi è importantissimo che ci sia un'idratazione adeguata, perché un muscolo adeguatamente idratato è un muscolo che fa meno male, no? È fondamentale. Utilizzare tutti questi accorgimenti fa sì che l'organismo abbia una sorta di infiammazione minore, no? E quindi aiutiamo un po' a limitare i danni, a diminuire un po' i dolori, ecco. Poi è una cosa fondamentale per quanto riguarda l'integrazione da fare, no? Perché
Innanzitutto non esistono né cibi miracolosi né integratori miracolosi che fanno andare via la fibromialgia, che fanno guarire dalla fibromialgia, questo dovete tenerlo presente. Però per esempio integrare con del magnesio magari la sera prima di andare a letto può aiutare a conciliare il sonno e a migliorare la qualità del sonno perché è un mio rilassante. Oppure per esempio si può pensare alla vitamina D, che è un antinfiammatorio e un immunostimolante, no? Che andrebbe assunta quotidianamente. Quindi è importantissimo fare questi, e gli omega 3 come dicevo prima, è importante fare questo tipo di integrazione. Un'altra cosa importantissima per i malati di fibromialgia, spesso e volentieri circa il 70% di queste persone hanno dei sintomi gastrointestinali simili a chi soffre di intestino irritabile e quindi sarebbe opportuno una terapia adeguata, magari tenendo anche in considerazione l'eliminazione momentanea dei FODMAP, che sono degli oligo e dei fruttosaccaridi, dei polioli che fermentano più facilmente a livello intestinale dando questi sintomi, quindi questo meteorismo, flatulenza, gonfiore e crampi addominali, distensione addominale. Quindi sarebbe opportuno, come al solito, farsi seguire da uno specialista che vi sappia indirizzare e vi sappia cucire su misura un'adeguata dieta, un adeguato piano alimentare che venga incontro alle vostre esigenze. Va bene? Io per il momento vi lascio, se avete delle domande da fare potete farlo tranquillamente, aspetto sempre i vostri feedback e vi do appuntamento a lunedì prossimo. Buona serata!